Fiossi, oggi non c'è solo il cappello è del Bertasini, ma c'è di nuovo la famiglia Bertasini. Sono già partiti per l'escursione, questo qua non so chi che sia, non importa, guarda qua gente che arriva. Bene, e oggi facciamo un giretto tranquillo perché siamo venuti a salutarli, a trovarli a Verona. Andiamo a vedere la Rocca del Garda e vi dico subito, abbiamo parcheggiato qui in zona cimitero di Garda, il paese Garda, proprio sul lago di Garda, tanto per dire Garda, ancora Garda. Parcheggio a pagamento, parcheggio bianco, non si sa. Vabbè, batterie che ne ho poche perché non voglio neanche messo in carica il telefono stanotte, quindi Fiossi, siamo pronti, chissà cosa che nasce. Arrivati il primo incrocio, qua si può scegliere per il sentiero A o il sentiero B. Ci consigliano di fare l'A perché è più bello e panoramico teoricamente, quindi seguite la traccia che lascerò in descrizione, mi raccomando. Simore, dai che andiamo, go go go! Questi sono i fiori che andiamo su in montagna. I fiori che abbiamo trovato per il cammino. Siamo andati tanto in là per andare così su. Bene. Bene. Allora, risalendo la strada, il primo punto da andare a visitare è questa Madonna del Pign, che è subito qua. Cavolo, non c'è un altro parcheggino per arrivare fino a qua, adesso andiamo fino a vedere il primo punto panoramico della Madonna del Pign. A pochissima distanza dalla strada arriviamo subito alla Madonna del Pign, che è stata collocata qua nel 1946 come segno di ringraziamento per aver risparmiato tutta la zona qua di Garda dai bombardamenti della seconda guerra mondiale.
Bello, eh? Dopo una piccola vista dall'alto della Madonna e del comune di Garda, invece che tornare dalla stradina dove siamo venuti, proseguiamo qui di fronte alla Madonna e continuiamo il sentiero che teoricamente ci ricollega con il resto da vedere oggi. Classica casetta da barboni con tanto di piscina a sfioro alle. Qua Beatrice era ancora le foglie da portare a scuola, era foglie rosse. Qua, questo qua è il sentiero da cui siamo arrivati dalla Madonna. Qua si sale direttamente da Garda. Adesso noi andiamo super di qua. Qua riusciamo un attimo in strada e seguiamo sempre Rocca Eremo, sentiero A. Su di qua. Qua il depuratore sarà? Sì, può essere. Quello no. Qua i soliti onti che scrive dappertutto. Su di qua. E qua un'altra casetta da 4 euro, insomma. Per quasi essere su una giungla, guarda che bello. Qua ci sono anche un po' di scalini, ce n'erano molti di più, ma manutenzione qua scarseggia. Infatti come vedete qua ce n'era uno e non c'è più, qua ce n'era un altro e non c'è più. Vabbè, comune di Garda, manutenzione qua. Qua seduti sotto questa bella quercia parecchio grande continuano a cadere ghiande, quindi probabilmente qualche scoiattolo c'è. Adesso vediamo, perché la Consuelo si domandava che animali ci fossero qui in questa zona, anzi più che la Consuelo se lo domandava la Beatrice, e lì in fondo c'è un bel cartello che ce lo spiegherà. Aspettiamo che arrivino e vediamo. Beatrice, che animali ci sono qua? Era qua. Questi qua sono tutti quanti gli animali che possibilmente potrete trovare qua in questa zona. Guarda. Faina, il biacco l'ha visto la Beatrice prima salendo. Il rospo, il ramarro, salamandra, la biscia dal collare, ulullone, tasso, picchio, civetta, tordo, lui piccolo, bircio, tutti quanti. Il rampicchio, adesso è tipo un picchio, rampicchio. Mi piacciono gli animali? Bisognerebbe anche vederli però. Mi piace. Prima, quando tu non c'eri, abbiamo visto un mammicino. Anche la salamandra avete visto? Sì, salamandra. Sicura? Che bello. Oh, questo qua ha detto la mamma, nero così. Questo. Adesso andiamo su di qua che c'è la rocca. Risalendo l'ultimo tratto verso la rocca, vi dico che qui, oltre a tutto quello che c'è stato prima, che poi magari vi spiego, ci sono anche i resti di trincee, vedete, prima seconda guerra mondiale. Qua, siccome non era attrezzato per oggi, è già un fiade, guarda, trincee che escono dall'altra parte. Sì, non c'è molto da vedere, quindi saliamo verso la rocca. Allora va, un altro buso. Secondo me questo qua è passante. Da qua si entra e si esce più avanti. Adesso vediamo se la Beatrice vuole venire con me. Ma posso confermarvi
che qui sotto è tutto traforato. Guarda che ben che funziona oggi il flash dell'iPhone. Qua si scende dall'altra parte, teoricamente passando per di qua mi ricollego col sentiero esterno. Vediamo, farfalline, era qua, guarda, no, non passare per di là, che è pericoloso, ma piene farfalline, guarda che roba. Qua si abbassa notevolmente, ma qua c'è solo, vediamo. Guarda che roba, guarda che roba, che figo, guarda che buco. Qua probabilmente continua, ma forse no. Noi ritorniamo dentro di qua e andiamo a vedere questo chiaro qua dove ci porta. Comunque sappiate che qua sulla rocca sono stati trovati reperti che risalgono all'età del bronzo, per poi passare praticamente i primi segni di rocca risalgono all'età longobarda e poi vabbè, prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale. Ecco qua, sono uscito vivo. Adesso andiamo a vedere cosa resta della rocca e della sua vista dall'alto sul lago di Garda. Eccolo qua, usciti dal bosco, troviamo sta bella piana qua e teoricamente i pochi resti che ci sono della rocca dovrebbero essere là in mezzo a quel cespuglio là. Pensate che addirittura si dice che qua nel 950 e qualcosa sia stata imprigionata anche la regina Adelaide di Borgogna. Poi in fia volta i gamma sa andare tutto quanto in rovina, finché praticamente qua non c'è quasi più niente. Adesso magari mi alzo col drone e vediamo se si intravede qualcosa. Comunque sì, qua sotto c'è una gran vista sul lago di Garda, adesso andiamo a vederla. Toh, guarda che vista. Comunque, per concludere il discorso di sta rocca, intanto vi dico che rocca praticamente era stata presa come un punto di guardia e si dice che fra i vari toponimi tedesco, germanico e pim pum pam, il discorso guardia diede proprio il nome al lago di Garda, Guardia Garda, che poiché prima il nome
del lago di Garda era un altro, dal latino si chiamava lago di Benaco. Poi nel 1193 e qualcosa un ricco dell'epoca la vendette per 400 soldi dell'epoca, non stiamo a domandare massa perché sapevi che meno come memoria. E poi a fine del XIII secolo gli ha buttato basso tutto, probabilmente è come il castello di Avio che per non pagare le tasse sulle costruzioni con i tetti ha buttato basso i tetti, poi così non che pagava l'IMU sopra. Ecco qua, un'altra chicchetta, guarda che quercia, guarda che roba, che bello. Comunque, morale della favola, della Rocca resta solo la storia e quindi qua venite solo per vedere questo gran panorama sul lago e i vari paesini sul lago. Adesso qua finiamo il giretto e andiamo a mangiare la pappa. Guarda qua, cimitero, siamo tornati alla partenza, fatto il giretto della Rocca del Garda. Beatrice, ti è piaciuto il giretto? Sì! Saluta chi? Tantissimo! Chi devi salutare? Ciao amici di internet! Ciao amici di internet! Ciao!